Il sindaco di Treviso Mario Conte ha presentato la giunta, 4 uomini e 4 donne tra gli assessori, li ho scelti, dice il primo cittadino, per professionalità e competenza. Tra veterani e volti nuovi, oltre la metà degli assessori esterni, tra i tre ripescaggi in Consiglio Comunale per la surroga degli assessori c'è anche il ritorno di Vittorio Zanini. Sicurezza con i pattugliamenti, interventi nei quartieri, ma anche il ripensamento con Contarina sulla distribuzione dei bidoni dell'immondizia, vanno fatti sparire dal centro storico, dice Conte. Nasce anche la delega alla disabilità. Un anno fa il governo Gentiloni decretava la liquidazione delle banche venete, a Montebelluna azionisti e risparmiatori si sono ritrovati per celebrare il triste anniversario. Nel 2011 assieme a una banda aveva tentato di uccidere un 45enne italiano, rivale d'amore di un amico, latitante albanese scovato e arrestato a Castelfranco. Lo shock a San Biagio di Callalta per il grave incidente domestico che ha visto un imprenditore accendere una lampada riscaldante in giardino ma essere investito da un ritorno di fiamma, l'uomo ricoverato nel centro clandestino di Padova. Torna nel prossimo fine settimana la storica discesa del Sile con ogni tipo di natante, un evento folcloristico che quest'anno però affronta diverse limitazioni per la sicurezza, con il rischio di avere pochi spettatori in riva al fiume. Telespettatori di Antena 3, buonasera, buonasera e ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con la politica cittadina, la politica del capoluogo, perché dopo la vittoria alle urne oggi il sindaco di Treviso, il sindaco di centrodestra Mario Conte, per questa giunta a trazione leghista, questa vittoria a trazione leghista, ha presentato la sua squadra di governo, la squadra della giunta con 4 uomini e 4 donne, parità di genere nella scelta per i referati. Obiettivi del sindaco nei primi 100 giorni li vediamo nel nostro primo servizio. Eccoci qua. Arrivano quasi a sorpresa in Sala Razzi a Casugano, dove Stampa e non solo li stanno attendendo. Sono gli 8 assessori della giunta di Mario Conte, 8 referati, ambiente, lavori pubblici, attività produttive, urbanistica, cultura e turismo, bilancio e sociale. 4 assessori in rosa e 4 in azzurro, nel genere ma non nel colore politico, perché l'unico azzurro in un mare più o meno verde lega è il vice sindaco di Forza Italia e veterano sia del municipio che di Palazzo dei 300 Andrea De Checchi, a cui toccano le attività produttive. Altro veterano di Casugana è Sandro Zampese ai lavori pubblici, c'è chi dice in omaggio allo sceriffo Gentilini, affettuosamente chiamato a suo tempo mezza cazzuola per via del giro quotidiano che faceva ai cantieri. Per il resto tutti nuovi per Treviso, ma non per l'amministrazione pubblica come privata. Infatti la scelta è caduta soprattutto sulle professionalità che fanno competenza. Così allo sport e associazioni l'assessore è Silvia Nizzetto, insegnante atletica e da sempre coinvolta nelle società sportive e non. All'urbanistica un ingegnere edile, Linda Tassinari. Alla cultura e turismo Lavinia Colonna Preti, imprenditrice e ideatrice di itinerari di turismo esperienziale di alta gamma. E per concludere la pattuglia rosa, Gloria Tessarollo, già assessore a Oderzo e ora, ma con decorrenza 1° dicembre causa maternità, titolare del sociale con particolare attenzione alle disabilità. Attività di consigliere comunale, ma a paese per il neo assessore all'ambiente e alpino Alessandro Manera, ma comunque con esperienze regionali nel settore, mentre per ultimo, ma primo per importanza, Christian Schiavon, già volto di ATS e figlio d'arte per conoscenze commercialistiche, che erediterà il bilancio già di cognomi noti del settore come Zugno o Scatolon, sono per citarne alcuni. Tutti professionisti e tutti a tempo pieno per i trevigiani. Servizio ai cittadini, perché era uno degli elementi principali nella mia richiesta di disponibilità appunto prima di dare le deleghe. Ho trovato degli ottimi professionisti che si sono messi a disposizione per la nostra città. Sindaco che pare non abbia faticato per raggiungere la parità di genere. Nella campagna elettorale si era creata una squadra di persone con tante donne che si erano messe a disposizione attraverso le proprie professionalità, idee e visioni di città. Non ho fatto altro che pescare tra loro, quindi sono stato anche fortunato da questo punto di vista. Senta, da domani si comincia realmente, il 28 c'è il primo consiglio comunale, i prossimi 100 giorni il primo obiettivo? Ma allora abbiamo già dato dimostrazione che con poco si può migliorare la sicurezza in città, aumentando la presenza dei nostri vigili e con un atteggiamento diverso nei confronti di chi viene in città per delinquere. Anche oggi sono state fatte delle azioni forti ai giardinetti di Sant'Andrea e zona stazione e quindi in questa direzione continueremo. Instaureremo subito il dialogo con Contarina perché se puntiamo adesso a una città di cultura e turismo non possiamo continuare a vedere tutti quei bidoni. Proprio ieri mi sono imbattuto in una fila di bidoncini in Loggia dei Cavalieri e poi vogliamo intervenire subito con dei piccoli interventi nei quartieri per migliorare di molto la qualità della vita dei nostri cittadini.
Le abbiamo viste allora in questo primo servizio, allora sentiamo direttamente dai neo-assessori quali saranno i primi interventi e gli obiettivi a lungo termine. Partiamo, come si conviene, dalle quote rosa. È la prima volta che la quota rosa occupa il 50%, sindaco escluso, del governo di Treviso. Già Giovanni Manillo aveva elevato a 3 gli assessori donna, dove prima, sia con Gentilini ma anche con Gagliardi, Pavan, Reggiani e Mazzarolli, il rosa in sala giunta era, quando andava bene, in numero dispari e meno di 3. Non solo, il sindaco ha deciso di attendere, pur di avere con Gloria Tessarollo un assessore al sociale e alla famiglia con esperienza. Da dicembre, sì, è una cosa strana, la politica che attende sa attendere. Mi è stato proposto, ovviamente adesso non mi era possibile aderire alla proposta nell'immediato perché la famiglia è un grosso impegno e 2 cose fatte bene non si possono fare in questo periodo. Assessore con Famiglia al Seguito, che annuncia la novità del referato alla disabilità con tanto di consulente che vive la diversità. Con Mario stiamo lavorando proprio anche a farci affiancare delle figure, sì, che vivono il problema e quindi che possono darci uno sguardo molto importante. Decisamente più tecnica la visione dell'ingegnere edile Linda Tassinari, che dagli uffici studi dell'ordine regionale è passata a gestire lo sviluppo della città. La città di Treviso manca di un piano degli interventi che sta per essere formulato, sono state date delle ultimazioni per le osservazioni delle quali dovremo tenerne conto fondamentalmente per finire di definire lo strumento urbanistico. E di tecnico in tecnico passiamo all'obiettivo di Lavinia Colonna Preti, assessore al turismo e alla cultura, che sa molto di risposta all'ex giunta Manillo su collaborazioni eccellenti. Abbiamo sicuramente intenzione di creare dei progetti insieme a Marco Goldin, sarà uno degli attori della cultura con cui saremo felici di dialogare. Il nostro progetto però non c'è solo Marco Goldin, sarà molto più ampio, tra l'altro essendo la mia esperienza molto internazionale aprirò il mondo della cultura e del turismo anche attori di cui fino adesso non si è mai parlato, però magari che sono galleristi importanti di Londra. Da Londra alla Chiesa Votiva per parlare di sport e associazioni con il neoassessore Silvia Nizzetto. Io sono nata nel quartiere Chiesa Votiva, quindi sono trevigiana, Chiesa Votiva per 30 anni, dove lì sono cresciuta anche nello sport ed è per quello che ce l'ho ancora nel cuore, perché è stato un ambiente meraviglioso per noi. Purtroppo oggi questi ambienti vengono sempre più a mancare, quello è un peccato e diciamo che è un po' anche il metro di misura su cui vorremmo ritornare un po' a seminare. Quote rose in gran parte per nomina esterna, considerando che solo l'assessore Nizzetto sarà l'unica giovedì a dimettersi da consigliere, facendo spazio a Michele Bassetto della lista Mario Conte. Ed ora l'altra metà della giunta, partendo dal vice sindaco De Checchi, che senza mezzi termini punta, dice, a far dimenticare l'era Camolei. E poi Sandro Zampese che punta a far dimenticare l'era Michelanne e la sfortunata vicenda del sottopasso piscina di San Zeno. Certo è che vedendo i 5 anni precedenti l'idea è che in molti settori ci sia molto da fare. Adesso ci prenderemo un po' di tempo per vedere cosa hanno lasciato in eredità i nostri predecessori, cancellare ciò che c'è da cancellare. Far dimenticare l'era Camolei, senza mezzi termini, e questo è il primo obiettivo del vice sindaco con delega alle attività produttive Andrea De Checchi. Riuscire a avere una città che sia molto frequentata, vivibile, facile da frequentare, con soddisfazioni per residenti e per coloro che esercitano attività produttive. Da un veterano di Casugana a una nuova entrata con l'assessorato al bilancio e Cristian Schiavon, che proprio per questo al momento sui sogni e obiettivi non si sbilancia. Sogno nel cassetto non ce l'ho, quindi... Perché deve ancora aprire i cassetti? Devo aprire ancora i cassetti, vedere le carte. Sì, i soldini sono in borsa, il cordone ce l'ho io, fatemelo aprire, fatemi vedere, cercheremo di capire cosa si può fare. Chi invece più che un sogno ha già una realtà nel cassetto è Alessandro Manera, neoassessore all'ambiente. Mettere molte più centraline all'interno del comune per monitorare e valutare il livello dell'inquinamento dei nostri cittadini. Per ultimo il veterano Zampese, che da assessore ai lavori pubblici più che sogna per primo intervento un vero e proprio tappo da mettere in città. Risolvere i problemi idraulici di via Ghirada è una cosa molto difficile, è una cosa per la quale ci sono voluti anni, io spero poi di completare l'opera proprio per i cittadini che abitano lì, perché se lo meritano.
In questo caso sono 2 su 4 gli assessori esterni, con Cristian Schiavone, che giovedì lascerà il posto di consigliere a Maurizio Franco della lista Conte, e Sandro Zampese, che permetterà uno storico ripescaggio, quello di Vittorio Zanini, che con questa tornata festeggia i 43 anni tra Casugana e Palazzo dei 300. Con 1000 preferenze entrò nelle fila della Democrazia Cristiana, era il 1975, quasi un'era glaciale fa. Ne ha accennato Mario Conte nel primo servizio, la questione sicurezza è un intervento anche nella giornata odierna, perché dopo il blitz che c'è stato ieri, il blitz antidroga in parchi e giardini nelle zone calde di Treviso, c'è stato un altro intervento. Sotto la lente di ingrandimento ci sono sempre i parchi e i giardini comunali che, terminato il periodo scolastico, sono frequentati anche in orario diurno da famiglie a bambini. In quest'ottica stamattina, su segnalazione degli operatori della centrale che monitorano continuamente le aree verdi, una pattuglia è intervenuta presso i giardini di via Toniolo al fine di verificare il corretto utilizzo dei frequentatori. Identificati molti soggetti presenti al momento del controllo, tra questi uno è stato trovato in possesso di sostanze alcoliche ed è stata quindi contestata violazione della vigente ordinanza di divieto, e nei confronti del medesimo soggetto è stato emanato un provvedimento di allontanamento DASPO urbano che prevede appunto il divieto di ingresso al parco per le prossime 48 ore. I controlli proseguiranno, fa sapere la Giunta, al fine di garantire la sicurezza e la libera fruibilità dei parchi. A proposito di sicurezza, ma adesso lasciamo Treviso, andiamo a Castelfranco, dove è stato scovato e arrestato dalla polizia un albanese di 30 anni che si nascondeva da tempo nella zona di Castelfranco. Il blitz è scattato questa mattina alle prime luci dell'alba da parte degli uomini della squadra mobile. L'uomo nel 2011 aveva fatto parte di un gruppo armato che aveva tentato di uccidere un 45enne italiano, rivale d'amore di un amico dell'albanese. Così, armati di una mitragliatrice, si erano recati in una via di Fano e avevano fatto fuoco, diversi colpi esplosi, senza tuttavia colpire il 45enne. Poi la fuga dell'albanese verso il Trevigiano. Da allora il latitante sarà nascosto a lungo a Conegliano fino ad oggi, dove è stato fermato e quindi poi arrestato a Castelfranco. E adesso a Montebelluna, perché esattamente un anno fa c'era il decreto che di fatto formalizzava la liquidazione delle banche popolari venete, tra le quali ovviamente Veneto Banca, e allora un anno esatto da quel giorno i risparmiatori azionisti si sono ritrovati per commemorare il triste evento. Siamo qui a commemorare il DL 99, il disegno legge praticamente che ci ha derubato. I risparmiatori del Veneto oggi ricordano il falso giornata. È un funerale in piena regola quello che va in scena a Montebelluna. Esattamente un anno fa, il 25 giugno 2017, il governo Gentiloni disponeva la liquidazione coatta amministrativa delle popolari venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, decretando di fatto la fine di entrambe. Ciò che non finiva invece era ed è tuttora l'odissea degli azionisti, un esercito di 220.000 risparmiatori per i quali il decreto Gentiloni è stato un salto nel vuoto. Ha regalato le 2 banche popolari venete per €1 a Banca Intesa e facendo questo ha regalato la storia, la dignità e l'economia del Veneto. Con il decreto Gentiloni il Veneto è stato espropriato della propria ricchezza, della propria storia, e noi risparmiatori siamo stati espropriati dei nostri denari senza avere neppure la possibilità di rifarci sul patrimonio delle banche. Scheletri, corone funerarie, vestiti e bandiere di state a lutto. Davanti l'ex sede di Veneto Banca il triste anniversario viene celebrato con tutta la simbologia del caso. Il caro estinto nella bara è il risparmio e con esso l'articolo della Costituzione che dovrebbe tutelarlo. Questo qui pesa nell'animo, il danno che ha fatto quest'articolo è stato veramente enorme. Soldi che noi abbiamo risparmiato con il sudore della fronte, sono soldi puliti e questa è un'ingiustizia troppo grande, non lo possiamo accettare. Ci hanno rubato tutto, le azioni praticamente bruciate. Ma dopo le ceneri c'è spazio anche per la speranza, non tanto di un'araba fenice, quanto di un ben più concreto risarcimento. Quindi oggi ricordiamo la tragedia e speriamo che la prossima giornata sia di festa per festeggiare una misura di risarcimento a tutti i risparmiatori. Torniamo a parlare adesso di infortuni sul lavoro per un aggiornamento sulle condizioni dei 2 operai cinesi di 35 e 26 anni investiti dalle fiamme dopo l'esplosione di un macchinario sabato scorso a Crocetta del Montello, nello stabilimento Xedan, una ditta di lucidatura metalli. I feriti sono ancora gravi, restano gravi anche se stazionari.
sono stati stabilizzati sul posto e poi trasportati nel reparto grandi ustioni di Padova e Vicenza. Gli uomini dello Spisal continuano le loro verifiche per accertare le cause dello scoppio, mentre mercoledì alle 15 si terranno i funerali presso la chiesa di San Marco di Resana di Umberto Simioni, l'operaio tragicamente morto mentre era al lavoro e che è precipitato dal tetto di un capannone a Resana. Lo ricorderete. Ricorderete anche come il sindaco e l'amministrazione comunale hanno promosso una raccolta di fondi per aiutare la famiglia, i 3 figli, Mattia, Nicola e Sara di Umberto Simioni. Quelli che vedete in sovraimpressione sono i riferimenti del codice IBAN Cuore Amico presso la Banca Credito Trevigiano, Banca di Credito Cooperativo e filiale di Castelminio di Resana, con la banca che ha comunicato che non sarà applicata nessuna commissione ai bonifici effettuati. Dunque continua la raccolta di fondi per la famiglia del povero operaio morto a Resana. E non è stato un incidente sul lavoro ma un incidente domestico molto grave, quello che è capitato a San Biagio di Callalta sabato e che adesso vede una città sotto shock perché la vittima di questo incidente è un noto imprenditore. Stava riempendo con il bioetanolo una lampada decorativa da giardino che serve per riscaldare. È stato un attimo, prima uno scoppio improvviso, poi le fiamme che hanno avvolto Wilmer Archiutti, 44 anni, noto imprenditore di San Biagio di Callalta. La compagna che ha assistito alla scena ha gridato disperatamente all'uomo di gettarsi in acqua. Lui con prontezza si è buttato, un gesto che gli ha salvato la vita. Poi l'ha chiamata al 118 e l'ha corsa in ospedale Cafoncello di Treviso. Il 44enne è stato trasportato e ricoverato successivamente nel reparto grandi ustionati di Padova. Le sue condizioni sono serie, ma secondo i medici dovrebbe rimettersi in un paio di mesi. Il sindaco di San Biagio di Callalta ha preso la notizia e ha chiesto informazioni sulle condizioni del 44enne. Gli auguriamo anche una pronta guarigione, sono disgrazie che accadono quando meno ce l'aspetta. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per spegnere dei piccoli roghi causati dalle fiamme che hanno colpito alcuni oggetti in giardino. Le indagini dei carabinieri per accertare con chiarezza le cause del grave incidente. Il sindaco intanto ha lanciato un appello ai cittadini affinché si presti massima attenzione quando si utilizzano determinate sostanze. Certamente è sempre da prestare la massima attenzione perché l'episodio che può essere, che poi dove ci si può far male è sempre dietro l'angolo, quindi massima attenzione soprattutto quando si usano le fiamme libere. Rapina un passante a Marghera, poi fugge con la fidanzatina, lo blocca la polizia e scopre che il malvivente ha appena 17 anni ed è trevigiano. Sono 2 fidanzati trevigiani gli aggressori che sabato pomeriggio in piazzale Giovanacci a Marghera hanno derubato uno giovane del posto. Il 17enne infatti armato di bottiglie lo ha prima minacciato, poi lo ha strattonato. Alla vittima non è rimasto che consegnargli il denaro contante che aveva in tasca, non più di 10 euro. Fortunatamente un'amica del ragazzo rapinato che ha assistito alla scena è riuscita a scattare una fotografia della coppia, fotografia che ha confermato l'identikit fornito in precedenza dalla vittima alla polizia. La ragazza sedicenne invece non avrebbe avuto nessun ruolo nell'aggressione. In zona si trovava una pattuglia della Digos che è intervenuta ed ha fermato i 2 portandoli in questura Venezia dove sono stati identificati. Per il rapinatore, già con precedenti per spaccio e detenzione di materiale pornografico, è scattata la denuncia in stato di libertà per reato di rapina aggravata. Soddisfatto Gianfranco Bettin, presidente della municipalità di Marghera, che ha ringraziato le forze dell'ordine per il loro intervento tempestivo ed esortato a creare un'azione integrata per riprendere il controllo delle zone a rischio della città, dove le bande che controllano i lati della stazione hanno insediato basi importanti di spaccio. Un'altra tentata rapina, stavolta in pieno centro a Treviso, c'è stata anche una colluttazione. Aveva adocchiato una mountain bike nel giardino di un'abitazione, così non ci ha pensato 2 volte, ha scavalcato la recinzione della casa per rubarla. Ma il ladro, un afgano 21enne senza documenti, non aveva fatto i conti con il proprietario che lo ha affrontato. Lo straniero, vista la reazione, ha prima aggredito il residente, poi ha tentato la fuga. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio alle 16:30 in via San Zeno. Sul posto è arrivata subito una macchina del nucleo radiomobile dei carabinieri che ha bloccato ed arrestato lo straniero. Il 21enne senza fissa dimora ha precedenti di polizia. L'accusa per lui è tentata rapina e furto aggravato. Lo straniero inoltre veniva trovato in possesso di alcuni generi alimentari che aveva rubato durante la stessa mattinata presso il PAM di Viale della Repubblica di Treviso. Per questi motivi è stato trattenuto in camera di sicurezza sino all'udienza di convalida al Tribunale di Treviso. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria.
Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, andiamo a Silea dove nel prossimo fine settimana torna la storica discesa del Sile con ogni tipo di natante, dalle zattere alle vasche da bagno. Un evento folcloristico che però quest'anno affronta diverse limitazioni, come sappiamo, per la sicurezza degli eventi, con il rischio di avere pochi spettatori sulle rive del fiume. Sapete che la normativa prevede una persona ogni 70 centimetri quadrati, per così dire. Ride per non piangere il sindaco di Silea, Rossella Cendrone. E se non proprio piangere, c'è comunque da preoccuparsi se sono vietati assembramenti con densità inferiore a 75 centimetri quadrati. E se a Paese, con queste normative sulla sicurezza, alla fine hanno deciso di rimettere la carne in frigo e annullare la sagra locale, domenica prossima lungo il Sile si rischia una situazione simile, con poca gente autorizzata a seguire la storica discesa folcloristica delle vasche da bagno. Quello che rischiamo per correre dietro alla burocrazia, alla normativa e agli adempimenti, rischiamo di perdere il senso di queste manifestazioni. Così rischia, se non proprio di finire in soffitta, anzi di affondare, uno degli appuntamenti dell'estate a Treviso, con le 1000 follie che hanno caratterizzato decine di edizioni e di generazioni. Grazie al decreto Gabrielli appunto c'è una rinserrata sulla sicurezza anche degli eventi locali e anche sulla discesa folcloristica, e quindi ci saranno forme di controllo delle presenze più serrate, con la presenza di circa una ventina di vigilantes lungo il percorso della discesa folcloristica, la presenza di almeno 3 medici e di almeno 3 imbarcazioni con i vigili sommozzatori che potranno intervenire al momento del bisogno. E come la mettiamo con le pistole ad acqua, i gavettoni alle autorità, soprattutto se in quota rosa, e le altre goliardate di questa nostra Treviso gioiosa, tutte contenute, anche se più di qualcuno dice umiliate. Ma è la nostra storia, e allora proprio dai sindaci parte l'iniziativa di rivedere le norme, almeno per manifestazioni come queste, ma intanto per domenica, come dice il sindaco. Sappiate che siete monitorati. Giancarlo Iannicelli, lista Mario Conte, il sindaco, e Stefano Pelloni del Partito Democratico sono gli ospiti fra pochissimo di 20 e 10, ospiti di Ferdinando Avarino, per parlare un po' di Treviso. Oggi giornata con la presentazione della giunta di Mario Conte, il giovedì il 28 il primo consiglio comunale, quindi il futuro un po' della politica cittadina di Treviso. E poi dalle 21:15 c'è Ring, come ogni lunedì, la politica alle corde, un titolo che è tutto un programma. Salvini schiaccia i grillini, visibilità, indirizzi di governo, poltrone e vittorie alle amministrative. Salvini piglia tutto e ora nella maggioranza giallo-verde c'è un dato non trascurabile da analizzare. Ne parliamo allora questa sera dalle 21:15, sempre con Ferdinando Avarino, con il senatore Andrea Ostellari della Lega, Alessandro Luigi Bisatto, il segretario regionale del Partito Democratico, Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle e Massimiliano Barison di Fratelli d'Italia. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Condizioni di bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 26 giugno. Sul Veneto tanto sole, il cielo si presenterà del tutto sereno su tutti i settori, specie al mattino. Dal pomeriggio possibili locali addensamenti sulle aree montuose, ma senza ulteriori conseguenze. Non sono infatti attese precipitazioni. Temperature minime tra 11 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 27 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione infatti sarà una bella giornata di sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà sereno nella prima parte della giornata, al più con poche nubi sparse dal pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 14 gradi. Le massime invece oscilleranno tra 25 e 27 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza soleggiato con cielo sereno sui settori meridionali, qualche addensamento in più invece sulle aree montuose di confine, ma che non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, le massime oscilleranno invece tra 25 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.